Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo mascherina, è che bisogna svegliarsi, bisogna darsi una mossa, bisogna pensare che non esistono i pranzi gratuiti. Lo ripeto, in questo mondo, in questa palla azzurra e verde, non esistono i pranzi gratuiti. Qui non siamo alla Caritas, non siamo alla Croce Rossa, la vita è una salita. È un mistero e non è una prova, però bisogna anche riconoscere che viviamo in un periodo di grassa, abbiamo vissuto dalla seconda guerra mondiale in avanti, cioè alla fine della seconda guerra mondiale in avanti, un periodo stratosferico. Abbiamo perso sì la seconda guerra mondiale, saremmo dovuti tutti essere nei campi di concentramento e invece siamo diventati la quarta e quinta potenza economica mondiale, sia la Germania che il Giappone che l'Italia. Quindi stiamo vivendo sopra le righe e qualcuno forse un po' influenzato da questa New Age, no? Che impera negli ultimi 20 anni, pensa che tutto quello che abbiamo ci sia dovuto, mentre ci sono popolazioni che hanno vinto la seconda guerra mondiale che ora si trovano in guerra. E sto parlando dell'Ucraina e della Russia. Quindi, cari amici, tutti quelli che pensano di andare nei social, tutti quelli che sperano nelle pacche sulle spalle e diranno che tutto va bene, il vostro Marietto continua a dirvi che pranzi gratuiti non ce ne sono ed è inutile inventarsi, diventare maghetti, scienziati, spararecchi, era tradimento, parole magiche, insomma tutte quelle cose, quel minestrone che sta imperversando negli ultimi 20 anni. Come vi ho sempre detto dal 2010, per chi segue il Marietto, sta arrivando una valanga di cioccolato dall'est e poi anche dal Pakistan. Però adesso parliamo un po' della situazione. Qui ho messo il gran cerimoniale di magia teurgica perché ci sono persone a monitor, cioè scusa, a monitor ho messo questo video, ma ci sono persone che continuano a contattarmi per chiedere come fare per togliersi da questo cioccolato di New Age. Beh, il dottor Marietta nelle varie pillole ha messo vari libri che vi consiglio di prendere, però se siete una persona che ha della materialità, una casa, un terreno, insomma, ha una situazione che fondamentalmente si è costruito in questi anni e vuole difendersi, qui a Monitor metto il sigillo di Mosè per la materialità. Guardatelo bene, questo qui è acquistabile, serve perché bisogna capire chi era Mosè. Mosè non era il classico profeta o mago, era un generale che oltre ad essere un generale era anche un magus ed era anche un profeta. E vi ricordo che in quel periodo lì i profeti se sbagliavano gli tagliavano la testa, quindi era un pezzo da 90, un pezzo che ha aiutato a immettere o trascrivere o scrivere il Pentateuco. Quindi questo sigillo è importantissimo. Questo sigillo vi ricorda ogni volta che i pranzi gratuiti in questo mondo non ci sono. È inutile che andate nei social a piangere preghiere, angeli colorati, extraterrestri, salti quantici e chi più ne ha più ne ha, mandatemi orecchi colorati. Insomma, tutte queste cose alimentano un'egregore che poi vi verrà a succhiare. Quindi vi ricordo il vostro Marietto che stiamo vivendo un periodo magico, no? Che sta per finire e chi ha le forze intellettuali di capire questo messaggio deve cominciare a prendersi dei paracaduti perché la gente va in giro come dei zombie e non si rende ancora conto che bisogna attrezzarsi, no? Per affrontare questo periodo che sta arrivando. Quindi questo sigillo, poi il ciondolo magico di Ildegarame Veneziano e il sesto sigillo di Marte sono non la fine, ma l'inizio di una costruzione, di una recinzione, di una protezione, chiamatela come volete, che è il minimo, perché è vero che dal dopoguerra in avanti noi abbiamo, e anche prima abbiamo avuto le scuole, le persone, quindi diciamo che negli ultimi 80 anni non sono più analfabeti, ma sono persone un pochettino arrugginite, ma diciamo che qualcuno si è dovuto
mettere in moto per dare tutti un'istruzione. Questa istruzione non deve finirsi al vogliamoci tutti bene, al Reiki e quelle cose lì, no? Deve andare avanti in un'evoluzione, perché se no, se voi avete qualcosa alla sera, alla mattina si sveglia qualcuno e ve lo vuole portare via. Ve lo spiego in un altro modo, ve lo ripeto, scusate. Se voi avete qualcosa, qualsiasi cosa, una macchina, un terreno, un telefono, una bella famiglia, c'è qualcuno che la mattina si sveglia, vi guarda e ve la vuole portare via. Quindi è chiaro che questo New Age, no? Vogliamoci tutti bene, oggi ti arriveranno giù soldi, oggi sarà la tua giornata fortunata, oggi di qui, oggi di là, non tiene, dovete blindarvi. Avete capito? Blindarvi. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi ascoltato e acquistate quel libro che vi ho messo in sovraespressione prima e se volete proprio blindarvi, il sigillo di Mosè fa al vostro caso.